Buonasera a tutti, oggi è domenica 21 luglio e con oggi sono 59 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Come vi ho già detto, ho ripreso a mangiare quel minimo necessario che mi consente di continuare a portare avanti questa battaglia che già di per sé è estrema. E non so ancora, devo dire la verità, benissimo, ma insomma sono in fase di recupero. Sapete che ho avuto un malore, che ho avuto questo blocco intestinale. Adesso piano piano devo rimettere un po' in moto il mio corpo, il mio organismo che è rimasto bloccato per tanto tempo. E comunque sto abbastanza bene, sufficientemente per poter continuare questa lotta che come sapete per me è importantissima perché attraverso questi video sono riuscito per fortuna a comunicare a quanta più gente possibile la mia vicenda, che è arrivata veramente, ha varcato non solo i confini della città ma anche del paese, è arrivato nei posti più impensati di questo pianeta attraverso questi video e comunque devo dire che certamente al di là dei media nazionali che ancora stanno nicchiando su questa vicenda, che capisco che è una cosa grossa, che dà molto fastidio ai poteri forti, non solo di questa città, ma insomma un po' tutti i poteri forti, perché ovviamente io sto anche scoperchiando dei vasi di Pandora che forse era meglio tenere chiusi e soprattutto perché ovviamente questo sistema non ha nessun desiderio che le persone comincino a ribellarsi, a prendere coscienza e a incominciare a intraprendere azioni di protesta forti come queste qua, non necessariamente sulla Gru Ursus, ma comunque azioni di protesta. Quindi il fatto che io sia qui da tanto tempo serve anche per dissuadere, no, tutte quelle persone che non vorrebbero in qualche maniera alzare la testa e ribellarsi a questo sistema che sta distruggendo milioni di famiglie, milioni di persone. E questo io devo in qualche maniera servire da esempio per dire guardate che se vi ribellate vi facciamo fare la fine di Definizio. Questo fondamentalmente quello che cercano di passare. Io non mi spavento, vado avanti e so che mi tortureranno ancora per molto tempo, ma non me ne frega niente. Io ho avuto un grande esempio in famiglia che è stato un nonno straordinario che si è opposto al nazifascismo e che si è fatto anche il campo di concentramento e che mi ha trasmesso dei valori importanti, quei quattro valori che io conservo per me sono più preziosi di di qualunque cosa al mondo, e io me li conservo, quei valori che poi questa sottocultura primitiva e aberrante neoliberista è riuscita a falciare completamente. Guardate in che condizioni siamo arrivati, no? Un paese che è stato distrutto non solo economicamente, ma prima di essere distrutto economicamente hanno dovuto falciare tutti i valori, hanno dovuto distruggerlo eticamente, moralmente, culturalmente e quindi si arriva anche a una crisi forte economica. Tutto è un copione, no? È come un cliché questo qua da seguire. La crisi economica di un paese è direttamente proporzionale al livello di civiltà di questo paese. Ricordatevi che mai e poi mai un paese civile, eticamente e moralmente evoluto non avrà mai e poi mai una crisi economica. Questo che sia chiaro, molto chiaro a tutti quanti. Detto ciò,
E sono successe delle cose, voi sapete, in questi giorni c'è stato anche questo incontro con il ministro Di Maio e a questo incontro a Pordenone. Beh, però sono successe delle cose che ci hanno lasciato effettivamente a me e anche le persone che sono andate lì a incontrare Di Maio, ma non solo per la mia causa, anche per altre cose, no? Alcuni erano anche degli attivisti del Movimento 5 Stelle, alcuni erano semplicemente cittadini che volevano andare a vedere, capire e incontrare il ministro o qualche altro parlamentare, cosa che è successo, e devo dire che la cosa ha dato spazio come dire, a una profonda riflessione. Ehm, che questo paese sia stato massacrato sotto ogni profilo, questo è chiaro, e che cosa farà in tal senso questo governo, purtroppo è ancora tutto da vedere, per il momento ci sono ancora dei grossi buchi neri, anzi si sono aperti dei buchi neri che lasciano tutti molto molto perplessi, io davvero non so cosa dire, mi riservo ancora qualche giorno di riflessione e poi dirò la mia. Ehm, Poi sapete anche che ci sono stati questo accaduto anche di Genova, dove è stato sequestrato uno stabilimento balneare proprio in questi giorni. Anche questa cosa, questo è un fatto clamoroso, perché anche questo apre di nuovo completamente lo scenario delle concessioni demaniali. Sembrava fosse risolto, ma non è stato risolto proprio del tutto, perché evidentemente questa estensione di 15 anni è stata fatta anche male, e quindi è tutto da rivedere, da capire, perché insomma se questo magistrato è riuscito a fare una cosa del genere, gravissima secondo me, ehm, e quindi evidentemente questa cosa che stanno fatto non è stata fatta proprio molto bene. E, ehm, e quindi questa situazione delle concessioni balneari sta ritornando alla ribalta. Io spero che finalmente anche i miei colleghi si sveglino, si ribellino a questa cosa a grande forza, che si ricordino tutto quello che io ho detto e fatto in questi anni per smuoverli, per fargli capire che qua la faccenda è molto seria e molto grave. Sappiamo che la direttiva Bolkestein è stata recepita in maniera veramente scellerata dai nostri governi, cioè dal nostro governo centrale e poi anche dalle nostre amministrazioni locali. È stata volutamente mal gestita, che questo sia ben chiaro, perché poteva essere gestibile benissimo fin dall'inizio, sia a livello nazionale sia a livello locale, cosa che abbiamo visto, ormai è cosa appurata, non c'è stata la volontà politica. Ecco perché la mia impresa è stata paralizzata per anni, e sapevamo che la Bolkestein serviva per aprire la strada a banche, mafie, multinazionali di tutta Europa, ma anche e soprattutto quando è arrivata in Italia era una torta molto ghiotta, e chiaramente agli amici degli amici nostrani faceva molto gola, no? Ovviamente. Ed è questo quello che abbiamo assistito in questi anni, è successo alla Voce della Luna. La Voce della Luna in questo poi è un caso emblematico, perché sappiamo che dopo la mia paralisi per anni, dopo avermi messo completamente in ginocchio economicamente, e con questa scusa ovviamente non potevo più pagare neanche un centesimo di canone, questo va da sé, quando hai paralizzato per tanti anni una persona e gli hai chiuso, hai tenuto chiuso la sua azienda, era ovvio che questo non poteva incassare un centesimo. Non potevo andare in banca perché avendo un titolo, non avevo più un titolo certo, le banche non avrebbero potuto continuare a farmi i finanziamenti che mi hanno sempre fatto, e quindi con questa scusa del fatto che non potevo ricostruire, che non potevo ripagare i canoni, fatto la decadenza, per poi metterla nelle mani di chi sappiamo che era come da copione, no? Cioè, è tutto così, no? Questo è il pane sporco di questa politica, di questa nostra politici, questa nostra cultura, sottocultura ormai
neoliberista che sta distruggendo le piccole e medie imprese italiane. Io non sono disposto a cedere di un millimetro da questa situazione, perché so tutta la vita quello che ho fatto, il lavoro, i 20 anni di lavoro, di sacrifici, di sogni, di passioni, di lavoro onesto, cioè, l'hanno falciato via, hanno distrutto, mi hanno portato via la mia unica casa, il mio unico impresa, per metterla nelle mani di uno che era di imprese e denari ne aveva a montagne. Cioè, era questo il progetto. Ricordatevi bene, il progetto era togliere ai più piccoli per dare ai più grossi, affinché diventassero sempre più ricchi e sempre più grossi. È questo che hanno fatto. Cioè, dove sta il principio di democrazia, di equità in tutto questo? È chiaro che non c'è. Questo lo capirebbe anche un bambino. Lo capiscono tutti, per fortuna. Devo dire la verità, centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia guardano i miei video, le persone oneste sono tutte schierate dalla mia parte, questo ormai è evidente. Chi ovviamente, i miei detrattori chi sono? Chi fa parte del sistema, oppure i famosi, quelli che vengono definiti utili idioti, no? Quelli che difendono a spada tratta le bandierine senza capire manco che cavolo c'è dietro, no? Ecco, ma tutto il resto, la brava gente, quella fuori dalle bandierine, quelle fuori dalle sigle sindacali, eccetera, quelle capaci di ragionare con la propria testa, quelle sono tutte dalla mia parte, mi sostengono, devo dire la verità. C'è un sacco di brava gente che mi telefona da tutte le parti in questi giorni, incredibile. Mi telefona gente dal Lazio, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia, da ogni dove, dall'Emilia Romagna. E devo dire la verità, sento veramente la vicinanza di tanta gente che che mi sostiene, e che ha compreso bene le motivazioni della mia lotta, e che si identifica in qualche modo nella mia battaglia, perché è anche facile identificarsi, perché tutto sommato non è difficile da capire. E poi tante, ormai ci sono milioni di persone, di famiglie italiane che sono state messe in ginocchio a causa di questa cultura e di queste direttive neoliberiste, ma è soprattutto questa cultura o questa sottocultura primitiva, aberrante, che è questa neoliberista che ha falciato proprio anche quei 4 paletti di valori che avevamo, che ci faceva sentire ancora delle persone, degli esseri umani e un popolo, una civiltà. Hanno falciato tutto con questo. Riflettete su questa cosa, continuate a riflettere su questa cosa, perché io sono voi e voi siete me, cioè siamo tutti quanti, ve l'ho detto e ve lo ripeto, siamo tutti quanti in modi diversi su questa gru, per cui vediamo in qualche modo di unire questa energia, questa forza, fuori dalle bandierine, fuori dalle sigle. Ormai abbiamo capito che purtroppo ci stanno vendendo tutti. Ormai dobbiamo stare con le antenne molto ben attente, molto alzate, e stare attenti a non farci fregare dai soliti discorsi dei politici, perché ormai sono sempre quelli, triti e ritriti. Buona domenica e buon tramonto. Anzi, ormai buon fine domenica. Guardate che meraviglia.